Ho raccolto alcuni temi che mi sembrano interessanti a partire da queste interviste fatte a questi operatori così bravi, motivati, intelligenti. Direi che hanno a che fare un po' con la complessità anche di questo lavoro, per cui ci si interfaccia da un lato con i genitori, per quello che riguarda gli operatori maschi, da un lato con le colleghe, quindi il lavoro d'equipe, logicamente con i bambini, ma anche credo con le proprie identificazioni coscienti e inconsce, cosa abbastanza complessa in un lavoro per certi versi così nuovo. Quello che all'inizio e anche forse qualche volta un comprensibile sospetto diventa poi curiosità, che è un'evoluzione, insomma, in chiave, come dire, meno paranoia, per così dire, del fenomeno. Piuttosto sono gli operatori che hanno a loro volta dei loro preconcetti, perché sono anche loro maschi cresciuti in famiglie che per certi versi sono ancora, per quanto si sia molto modificata la struttura della famiglia, siamo ancora comunque in un regime abbastanza patriarcale, per cui devono sistemare un po' le loro identificazioni per riuscire a posizionarsi in maniera sufficientemente serena all'interno del loro compito. Allora ogni tanto emerge la diffidenza in qualche modo che loro stessi hanno, si chiedono se saranno all'altezza, se riusciranno a catturare la fiducia non solo dei bambini ma anche dei genitori, se sapranno quindi farsi accettare, e anche, qui viene il secondo punto, farsi accettare dalle colleghe. Qui invece sono loro che si chiedono: saremo all'altezza di poter non competere, ma di raggiungere il livello di ottima professionalità delle nostre colleghe, entrare, come dire, in punta di piedi all'interno di un'organizzazione che finora non li aveva decisamente previsti, che forse hanno molto da imparare dalle colleghe. C'è qualcosa che loro chiamano l'istinto, che forse non è la parola giusta, insomma, però diciamo, potremmo dire la propensione, lo stile, il modo di relazionarsi con il bambino, che loro dicono forse noi, come dire, di natura non ce l'abbiamo, non siamo ancora così fini in questo, ma è sicuramente qualcosa che col tempo, con l'ascolto e con l'osservazione delle nostre colleghe potremmo imparare. E sicuramente in un'equipe finora al femminile l'arrivo di colleghi maschi secondo me aiuta molto a distendere gli animi, a trovare una dimensione meno immaginaria, meno speculare, meno legata a questioni come l'invidia e la rivalità, come invece spesso accade in un universo prettamente femminile. Quali sono le difficoltà di cui loro parlano, no? Allora, sostanzialmente sono due. La difficoltà in quanto maschi di riuscire a mettersi in gioco. Qualcuno dice: la difficoltà, ho trovato all'inizio la difficoltà di lasciarmi andare, no? Cioè di usare anche la mia corporeità in termini più sciolti, più liberi, come invece le donne sono più propense a fare, perché il rapporto con il corpo nel femminile è molto diverso dal rapporto col corpo che hanno i maschi. L'altra questione che pongono in riferimento alle difficoltà e complessità di questo tipo di lavoro al maschile è la responsabilità che loro leggono in questo tipo di pratica. Questo l'ho trovato un punto decisamente molto importante, no? È anche una consapevolezza molto, molto buona, molto bella da parte di questi operatori della grandezza di questo compito, che avvertono forse con maggior consapevolezza di quanto possa avvertire una donna, che lo vive in maniera più pratica, più immediata, no? Alla questione forse la questione cruciale un po' di tutto, che è la differenza dei due sessi, cioè operatore maschio, operatore femmina per il bambino, dell'importanza che tutti loro rilevano correttamente di avere un rapporto con entrambi i sessi per questi bambini. Loro raccontano anche poi di come sia in modo diverso sia i maschietti che le femminucce sanno trarre beneficio, no? dall'incontro con entrambi i sessi, come sanno loro stessi differenziare cosa chiedere a uno e cosa chiedere all'altro. Quindi sicuramente tutti sottolineano il grande arricchimento della presenza di entrambe le figure. Loro si pongono un po' tutti la questione di come l'accudimento possa diventare una prerogativa non solo femminile ma anche maschile.
e anche qui raccontano quanto è stato interessante impararlo, come uomini imparare che l'accudimento non è necessariamente una risorsa o un tipo di prestazione solo femminile. E per quanto in maniera forse un po' incerta, un po' vaga, si chiedono, almeno 2 o 3 di loro, che cosa però di più specifico il maschio mette in gioco rispetto alla donna. Cosa dà il maschile che il femminile non dà o dà in maniera diversa? Risposte, dice una maniera diversa di rapportarsi, una relazione col corpo che metta in gioco di più degli aspetti diciamo più di maggior fisicità, più muscolari, la lotta, il calcio, qualcosa di maggiormente virile. Questo però sembrerebbe molto in relazione ai bambini maschi, cioè. Mentre con le femminucce la cosa invece è più su un versante di maggior mediazione, no? Raccontano questa cosa simpatica che le bambine li guardano con una gran curiosità, non con diffidenza, magari hanno un leggero pudore all'inizio ad avvicinarsi, poi però sono molto attratte in realtà, no? Da queste figure maschili, quindi chiaramente paterne, che si avvicinano a loro. E allora dice ci studiano a distanza, no? Noi operatori maschi rispetto alle nostre colleghe sappiamo aiutare il bambino ad essere più autonomo, cioè magari ci mettiamo meno precisione, magari si capisce che quello che vogliono dire, forse esercitiamo un po' meno il controllo, siamo meno ossessivi sul versante del controllo, ci mettiamo proprio, qualcuno dice, di fantasia e di spensieratezza. Dicevamo c'è la relazione con i genitori, c'è la relazione con le colleghe, c'è la relazione con i bambini, ma adesso lei mi fa pensare proprio che per loro c'è anche la relazione, come dicevamo all'inizio, con le loro identificazioni interne, che facendo questo lavoro vuoi o non vuoi se le devono un po' risistemare, rigiocare, rinegoziare. Ma questo, caspita, è un valore formidabile di questo lavoro educativo per l'operatore, perché qui deve continuamente rimodellarsi. Ma un operatore all'interno delle relazioni di aiuto, che sia un educatore, un psicologo, un infermiere o un medico, se non fa questo lavoro non sarà mai professionalmente e umanamente un bravo operatore. Che non sia la sensazione di una perdita, di un'emorragia di identità, ma di un arricchimento, di un farsi più complessa della propria identità. Questo è un fatto di salute mentale, come dire, no? Certo, forse una questione che sarebbe interessante porre loro è perché hanno scelto questa pratica e questo tipo di professione, che è sempre molto importante chiederselo e chiederselo anche nel corso della propria carriera, perché l'ho scelta e perché continuo a sceglierla. La cosa interessante di queste interviste è che c'è un continuo rovesciamento dialettico, per cui uno a un certo punto si aspetta che la posizione maschile sia quella più razionale, più logica, e per certi versi lo è, e quello femminile più sensoriale e corporea. In realtà poi ci sono dei curiosi rovesciamenti, forse questo io ho trovato l'aspetto più bello di questa intervista, cioè questa contraddittorietà, no? Che rende complessa la cosa. Perché qui, secondo me, volendo un po' generalizzare la cosa, siamo di fronte a, come dire, ad un'idea della posizione maschile, della posizione virile e in generale della posizione paterna diversa da come ce la siamo aspettata finora. C'è un passaggio dell'ultimo Freud in cui lui dice la madre, la donna è la sensorialità, è la corporeità, sta parlando intendendo che del monoteismo, no? Dice invece Dio, l'uomo, il maschio e il padre porta la spiritualità. Ecco, è vero, però queste interviste un po' smentiscono, non smentiscono Freud, ci parlano di una possibilità di concepire la paternità oggi, quindi la posizione maschile dentro alla relazione con l'altro sesso, ma anche con i bambini, da adulto a bambino, in termini più complessi, in un modo diverso. Ci aiutano per esempio a scoprire che il padre non è necessariamente solo il padre della norma, della regola, della legge, del controllo. Il padre è anche il padre che si prende cura, è anche il padre dell'accudimento. Ecco, io trovo che questo sia veramente il valore aggiunto di queste belle interviste.